Positiva al tampone rapido di fine quarantena scolastica, ma il Covid era entrato in casa Ballan ancora a dicembre. Mamma, papà, 5 figli, tutti positivi, tutti negativizzati con tampone molecolare del 30 dicembre. Ecco perché la mamma non ci vede chiaro e chiede al pediatra di prescrivere un tampone molecolare alla figlia, il cui esito conferma i suoi sospetti. Si tratta di un falso positivo. Da lì ho cercato di muovermi per interrompere questa quarantena, ma non è facile, anzi è molto molto complicato. Non c'è un metodo univoco che possa valere per tutti. Non c'è un numero di telefono da contattare, non c'è un indirizzo email che possa darti una risposta in tempi brevi. Insomma, è come se la bambina a 9 anni, quarta elementare, dichiarata positiva per il SISP, non possa dimostrare la sua negatività nonostante l'esito del tampone di quarta generazione. Nessuna risposta per interrompere la quarantena né dall'URP né dal 1500 né dalla regione. L'ultima soluzione restano gli affari legali dell'ospedale. Il pediatra conferma intanto che per circolare del 17 gennaio 2022 a loro non compete il certificato di guarigione. Intanto la bambina non torna a scuola. Visto che abbiamo la prova certa che tamponi rapidi possono dare degli esiti che non sono completamente attendibili, bisogna anche prevedere lo strumento e la modalità per cui se ho un referto certo di negatività riesco a far riammettere il bambino in tempi rapidi a scuola. Il certificato di negatività è stato protocollato dall'ufficio dell'ASL soltanto questa mattina, dopo, spiega Anna, 3 ore di telefonate. Che altrimenti, se non avessi insistito, la prima informazione che mi è stata data è che una volta che si entra nel circolo della positività, anche se il tampone è sbagliato, non importa, non c'è modo di interromperlo.